Amici di Aquile, ben trovati a questa nuova puntata di Aquile Libere. E partiamo con le risposte alla domanda della settimana scorsa. La settimana scorsa vi abbiamo chiesto se siete favorevoli o meno ad una presenza più o meno massiccia nel nostro territorio regionale di lavoratori cinesi e anche di merci cinesi. Ecco, questi risultati che potete vedere in sovraimpressione. Si avvicina il 3 aprile, data scolpita nella roccia per la patria del Friuli, che quest'anno compie la bellezza di 942 anni. Il 3 aprile 1077 il patriarca di Aquileia, Sigeardo, otteneva dall'imperatore Enrico IV l'investitura ufficiale di duca del Friuli, sancendo in tale maniera la nascita dello Stato patriarcale friulano. Anche quest'anno si celebrerà la festa della patria del Friuli, precisamente a Gorizia, grazie al contributo del comune di Gorizia e dell'Arlef, l'azienda regionale per la lingua friulana. Le celebrazioni della festa del Friuli non si limiteranno solamente alle giornate ufficiali, ma vi sarà un fitto calendario di eventi dal 19 marzo al 14 aprile, tra cui concerti, conferenze, presentazioni di libri e molto altro. Il clou della manifestazione si terrà domenica 7 aprile, con l'esposizione alle ore 9:45 in Piazza Vittoria della bandiera del Friuli e la Santa Messa in lingua friulana presso la chiesa di San Rocco. Sarà una grande festa per rendere omaggio ai 942 anni della nostra storia ed Aquile dal Friul, come unico movimento friulanista, di certo non poteva mancare. Il gazebo di Aquile, assieme alla troupe di Aquile Libere, ti aspetta domenica a Gorizia per condividere una splendida giornata. Per voi numerosi gadgets, anche per i più piccoli, e la possibilità di conoscere più da vicino il movimento Aquile dal Friul ed il suo programma politico per la rinascita del Friuli. Accorrete numerosi, il Friuli ha bisogno di noi. Mandi a tutti, benvenuti a Aquiles Liberis, a una chiacchierata. Voi insieme con me, il dottor Zanon, presidente dell'Istituto Precheco Placerian, che nos conterà se maniere cainate la data il 3 di aprile del 1077, quando è stata fondata la patria del Friuli e la Costituzione. Mandi Paoli, e grazie per l'invito. Lo faccio un lavoro volentieri, perché queste feste è stata inventata dal 1977 da Precheco Placerean, in occasione dei 900 anni de patria del Friuli, ricordando che il 3 di aprile del 1077, quando l'imperatore di Germania, Enrico IV, è diventato famoso come quello che l'ha chiamato, ecco, no, dal Papa, ha proclamato il patriarca di inche volte di Aquilea Sigeard, duca del Friuli, e come riconoscenze perché il patriarca tra i pochi, no, l'unico in Italia, era stato fedele fino alla fine dall'ambito delle guerre tra Guelfs e Ghibellins. Ecco, di fatto, in che date, 3 di aprile del 1077, dal Palazzo dei Re Longobardi di Pavia, è stato sancito il potere temporale del patriarca sul Stato patriarcale furlan, che in realtà tale esisteva già. Ma il patriarca diventava, oltre che come dice, riferimento di tutti gli inglesi dalla Lombardia al lago Balaton fino in Ungheria, per capirsi, dice che stiamo chiacchierando, anche di un territorio, un evore vasto, di un Stato che tal cur dall'Europa per più di 400 anni aveva condizionato la storia dell'Europa stessa. E io sto l'antatore a ripetere in ogni occasione che è una vergogna che sui libri di scuole di ogni ordine e grado
i libri di storie dalla Repubblica Italiana non si può di lei un'eria di questa realtà e di ciò che è succeduto in questo paese dall'Italia, dal 1000, poi mancul, fino all'arrivo dalla Repubblica di San Marco dal 1421. Quindi passa 400 anni di storia d'Europa. Penso io che tutti che altri europei, tipo tedeschi, il popolo tedesco, il popolo latino, si impedino altri, ok, in Italia. Senza pensare al Friuli, che per noi era una roba impossibile arrivare a capire alla nostra età. Non abbiamo mai sentito noia. Tu avevi di là a Ciri, ma con tante fadie, no? Che è là per poter inacquargiti che anche il popolo furlan aveva una sua storia dignitosissime, a manco come che di tutti che altri, e io dico che come che è giustissimo imparare la storia di tutti i staterei che durante il Medioevo, no, hanno caratterizzato la penisola italica e non nome, non arriva anche molti di voi a capire mai che è, tra virgolette, svietato l'insegnamento dalla storia del Stato patriarcale furlan. Ma io dico sempre, siccome conosco se domandare quanto hanno bisogno in Italia, dal resto siamo un popolo buttato là in bande e c'è dai nostri che varessero di sostenerci, i nostri rappresentanti politici che varessero di sostenerci, invece io che questo non viene fatto. Allora, prima di dismettermi, io voglio ricordare a manco una caratteristica che è straordinaria di questo Stato patriarcale furlan. Aveva un Parlamento e documenti alla mano risulta nato prima dal così tanto declamato Parlamento inglese. Quindi noi abbiamo il primo Parlamento europeo. Un'altra caratteristica veramente straordinaria è che da questo Parlamento non abbiamo nome che l'Iglesia, gli uomini dell'Iglesia a rappresentare le varie realtà ecclesiastiche del patriarcato e i signori, i nobili. Erano che, ma erano anche le comunità. Che paritim, so che no, dall'anno 1000 e alc, è una roba straordinaria, un esempio di democrazia veramente incredibile. No? Ecco, che tutto questo non viene insegnato ai furlans, ai giovani furlans, è una roba che non si può accettare, è una ingiustizia, io credo. Ma questo lo sto sempre dicendo io, e non è che sia di una roba giusta, perché tutto che sempre in la voce di furlanità, io che non è che dopo risulti talti poi giusti, poi la che si può sentire fa certi certi robis per difendere il nostro mondo, che non è più come che tu dicevi che altre volte sulle minoranze linguistiche, no? Che sono in Europa 50 milioni, poi e noi rappresentiamo una di queste minoranze più grandi. Un tassello di questo bel mosaico, è gran mosaico. E vuoi ricordare, tornata alla festa del Patria del Friuli, a un altro piccolo particolare, che dopo la morte di Precheco, dopo 3 anni, più manco, noi si sindasdoglie come istituto proprio per continuare la sua battaglia e testimoniare quel che ci aveva insegnato. E una delle robe che subito abbiamo voluto portare in denant è continuare a riguardare queste date, perché diceva sempre, insomma, no? Che bisogna sì salvaguardare la lingua, ma anche la storia, che altre muse dalla stessa medaglia. In questa maniera o salveremo l'identità di un popolo, se no sarà impossibile. E vi cominciate di besoi
a organizzare ogni anno la festa de Patrie dal Friuli. Si lascia in davanti un'evore di anni, dopo plan planchin, qualche altra associazione si è data d'ogni, ha cominciato a collaborare, dopo un po' anche qualche istituzione, e a forza di dai, il signor ambasciatore un po' a convincere, non dico che è impossibile, ma perfino la regione Friuli, Vignesi e Giulie, che 3 anni fa, con veramente una decisione storica, no? E ha fatto la festa dichiarando ufficialmente il 3 di aprile come giornata ufficiale de Patrie dal Friuli. E questo ormai è sancito a livello istituzionale e regionale, che non è una roba di poco conto. E se non vengono fatte queste feste, che anche l'avesse voluto vedere a Gorizia? Non è che la vini voluto vedere a Gorizia, dicono che la festa ha sempre girato il Friuli, un anno dal Friuli occidentale, un anno dal Friuli centrale e un anno dal Friuli orientale. Quest'anno è chiave al Friuli orientale o il Friuli di Sorelle Jevat. E quindi ospiti dal comune di Gorizia e si chiatarin domenica 7 di aprile a Gorizia, in particolare dalla zona del borgo di San Roque, per riguardare e festeggiare la nostra patria. E comincerin chiatansi in Place Grande lì a Gorizia tor las 9:15 per l'alce bandiere, per una piccola camminata, un corteo accompagnato dalla banda di Flumisel e il ring fino a Borsen Rock, lì dalla Glesie, e alle 10:30 è la messa per Furlan, con letture anche e preghiere in sloven e in tedesco, perché non viene di dimenticare che chi sta nel Friuli. Il Friuli è multilinguistico, multietnico e tutte le realtà vanno rispettate, anche se la maggioranza è furlana. Sì. Ecco. E non viene di solito rispettate. No, che non perché mai. Sono strani, sono spies di una strana democrazia. Finite messe, ad ogni modo, da urde Glesie e la sala parrocchiale, la che sarà un po' il momento, come dice, dalle celebrazioni civili, istituzionali. E voi ricordate in particolare che chi sta per la prima volta al Vignerà suonat e cantat il nuovo inno dal Friuli, no? Dopo saranno i saluti delle autorità, saranno tutta una serie di momenti celebrativi, discorsi, letture naturalmente de bolle imperiali di Enrico IV al patriarca Sigliard, e i finarin con un momento dedicato ai frus, perché da tanti anni diverse scuole partecipano a un concorso di tipo artistico e che lì sarà il momento finale dove vengono premiati i migliori disegni sul Friuli. E dopo un momento anche conviviale, se tu permetti, se no, sempre lì in zona per finita al dopo di misdì, alla 3 dopo di misdì attaccherà la visite guidate in particolare dalla zona dal ghetto ebraico e dalla sinagoga di Gorizia. Guidato, una visita guidate. Ecco. Questo è un po' il programma, probabilmente avrei dismenticato qualche particolare, insomma, però mi pare avonde
comunque sostanziose che va in pla tutte le giornate. Sono anche corrieri che organizzais, no? Per Sì, portare via quest'anno le- abbiamo pensato di organizzare una corriere che partisse dal Friuli di Miece, dalla zona di Codroi, e che alla Raiu verso Udine e dopo fino a Gorizia. Allora io ti ringrazio di essere venuto. E ti aspettiamo a Gorizia insieme a tanti telespettatori. Io no? spero di essere e gli auguri a tutti i telespettatori che vengono manco un salto fin la via perché al merete veramente e sarà anche gli Aquile Liberis da queste giornate che faranno un po' di riprese. Io intanto us saluti e us dico sempre Aquile Liberis mandi. Mandi. Le proposte di Aquile, politiche per la montagna, recupero del patrimonio edilizio, elaborazione col concorso dei comuni di un sistema urbanistico di recupero del patrimonio edilizio tipico della montagna, con destinazione abitativa o lavorativa, con assegnazioni prioritarie alle piccole ditte edili locali. Il recupero effettuato a Sauris, per esempio, andrebbe esteso a tutta la montagna friulana.